campanili fanno festa. Don Piero, come lo chiamano ancora da queste parti, è il nuovo braccio destro del Papa. Oggi la storia passa da Schiavon, paese di 2600 anime nella campagna vicentina. È qui che 58 anni fa è nato Pietro Parolin, oggi nunzio apostolico in Venezuela. È lui l'arcivescovo che dal 15 ottobre diventerà segretario di Stato del Vaticano, il primo veneto dopo 3 secoli. E faccio i complimenti che le arriva, che li vedo, insomma, diciamo. A esultare per primo è l'amico di una vita, Vinicio Turco. Il suo bar pasticceria si affaccia su via Roma, la strada che attraversa Schiavon. Accanto c'è ancora la casa dove è nato e cresciuto Pietro Parolin. Noi dicevamo giochiamo a pallone, giochiamo a... No, lui facciamo una messa. Voleva sempre giocare a fare la messa. E in latino anche, sicché io facevo il chirichetto e non mi ricordavo le parole da rispondere. E lui addirittura mi diceva cosa dovevo dire, capito? Oggi, dopo l'annuncio ufficiale di Papa Francesco, Don Piero ha pregato: sento viva la grazia di questa chiamata che ancora una volta costituisce una sorpresa di Dio nella mia vita, che la Madonna di Monteberico mi dia coraggio. Poi i suoi pensieri sono andati al paese dove è nato e dove vive ancora la mamma, insegnante in pensione di 85 anni che, sorpresa dalla notizia, ha gioito. Mi ha detto ma lui era anche un furbetto, lo sapeva, non mi aveva mai detto niente. Ogni tanto Don Piero dal Sud America torna ancora a Schiavon per rivedere la mamma, la sorella, maestra a Verona, e il fratello, magistrato a Bassano. Queste visite sono tuffi nel passato, occasioni per riabbracciare gli amici di una vita. Se è il caso racconta che è una barzelletta. Un religioso che ama la Chiesa semplice, chi lo conosce bene è pronto a giurarci, sarà lui la vera ramazza in Vaticano, perché Don Piero, in fondo, è rimasto quello di una volta, quando a Schiavone, in garage, giocava a dire la messa. Neanche speriamo che faccia che il Papa, che dica che sta mai niente. È pronto a fare il chirichetto? Certo che lo faccio, per il Papa sì.